Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti dal commendatore veneziano, vai di annuncio commendiano che da un po' che non ci speriamo l'annunciotto. Allora fio, i problemi su F1 2014, mi sto rompendo il cazzo, è ufficiale, ormai basta, chiudo qua aspettando Formula 1 16, salvataggio corrotto, niente, non c'è proprio fortuna con quel gioco, o copyright, incredibili solo a me, forse per quel logo là in basso a destra. Adesso qui invece il problema è che se è corrotto il salvataggio con la mod, basta, scusate, mi dispiace, devo interrompere la serie. Potrei portare il GP4, fare un campionatino su GP4, però ho paura a sto punto che mi si blocchi anche questo. Adesso vediamo, non vi prometto niente, forse ci sarà GP4 Mod 2016 aspettando sto cazzo di Formula 1 16, che sarà un evento principale dell'estate, insomma. Quindi ragazzi, adesso devo cominciare anche con Sutil la carriera su MotoGP. Poi ci sarà F1 2016 a bomba perché voglio fare tantissimi video, mi devo allenare a sbrega, anche se ho tanto da lavorare, voglio assolutamente portare tantissimi video di Formula 1. Poi ci sarà sempre MotoGP, chiaramente, Fairbus Simulator che poi esce il 25, intanto ci speriamo la beta. Chiaramente poi ci sarà il manageriale di Formula 1, e anche quello sarà devastante, quello esce ai primi di settembre, metà settembre. Poi ragazzi vaffanculo questo motorino. FIFA 17, FIFA 17 dove ragazzi lo prendo per PlayStation 4 come Formula 1, il stesso Formula 1 16 che su FIFA 17 tutti e due per PlayStation 4. Voglio fare qualcosa online, soprattutto su FIFA ragazzi, voglio fare il Pro Club e parlare anche insieme in chat, anche con delle dirette, quindi live come indiane, e fare la grandissima squadra. Voglio portare voglio diventare una delle prime squadre del Pro Club, quindi lo compro appositamente su PlayStation 4 perché spero di avere gente, cioè, parleremo in chat, faremo anche le dirette mentre giochiamo, quindi una gran figata raga, spero di avere di consensi positivi perché io Pro Club è una delle modalità che gioco di più su FIFA, e la sera soprattutto dopo il lavoro mi piace rilassarmi e spaccare un po' i culi alla gente, ecco. Quindi in soldoni questi sono gli annunci comendiani, ecco. Dopo c'erano chiaramente sempre i soliti giochi con YouTubers Live, Pro Cycling Manager, chiaramente devono cominciare anche col 16 a bomba, con appena escono ste cazzo di magliette e tutto. E niente raga, siamo qua, sono contento, il canale va bene, nel senso il supporto è sempre perfetto, siete meravigliosi, le dirette vanno benissimo, ci divertiamo a cannone. E niente speriamo, ripeto, oltre ai giochi che sapete, ci tengo tanto su FIFA 17 fare sta roba con voi del Pro Club, che ci ho provato tanti anni, ma su PC dopo c'erano 2 o 3 persone, almeno in 5-6 è bello essere secondo me. Quindi Formula 1 16 a cannone, vediamo se riesco a fare GP4 in attesa di F1 16 perché purtroppo mi si è buggato ancora l'ennesima volta, 2014 basta, ho disinstallato, non ci giocherò mai più. E niente ragazzi, quindi c'è tantissima carne al fuoco per quest'estate con il manageriale di Formula 1, Fairbus Simulator, F1 16, FIFA 17, più tutti gli altri Pro Cycling e tutti gli altri insomma giochi del canale. Ci sarà molto molto divertirsi, ecco. Niente raga, un saluto dal comandante veneziano, aspetto commenti per capire anche su FIFA quanti sono pronti a partecipare al Pro Club. E niente, aspetto con ansia anche Formula 1 perché deve essere veramente un giocone quest'anno, ci spero tantissimo. Nella Virtual Safety Car, forse anche i guasti, forse ma comunque più incidenti, un'intelligenza artificiale migliorata. È un gioco completo anche nelle varie sessioni, il problema delle gomme, il cambio meteo. Speriamo che non ci sia Gigi Pucci là, perché se mi dice ancora Lewis Hamilton non lo ammazzo. Niente raga, un saluto dal comandante veneziano, grazie a tutti, viva i comendiani pazzi. Ciao!